Cari amici di Radio Chef, ben ritrovati a una nuova puntata della nostra rubrica dedicata alla cucina. Beh, innanzitutto partiamo subito con un evento a cui assolutamente non dovete mancare, perché sabato 7 marzo abbiamo proprio intenzione di nutrire l'anima e il corpo attraverso uno show cooking che ci porta proprio indietro nella storia e ci parla di poesia insieme alla nostra splendida Chiara Canzoneri, che ci condurrà all'interno di questo show cooking intitolato Pane, vino e poesia, un viaggio tra Ungheretti e le tradizioni enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia. Immaginate per esempio la resilienza dei versi di Giuseppe Ungheretti che si fonde un po' con la sacralità del pane. Chiara, grazie a questa ispirazione, darà vita a dei piatti che saranno dei veri e propri racconti, ad esempio gli gnocchi di pane, che saranno reinterpretati proprio per evocare la memoria del Carso e la forza delle nostre radici. Lo snitte, il dolce della tradizione mitteleuropea che scalda il cuore. E poi ancora il racconto del pane, un momento di riflessione sulla cultura contadina che ci porta un po' a riscoprire ciò che una volta era per noi essenziale. Ma non voglio svelarvi tutto io, perché tra poco infatti ascolteremo e guarderemo in questa anticipazione in esclusiva Chiara Canzoneri che appunto ha preparato per noi una piccola anteprima di questo show cooking. Andiamo subito a sentire cosa ci racconta. Ciao Barbara e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Chef. Come ogni anno, anche quest'anno sono molto contenta, per me è un onore di essere stata invitata nuovamente a partecipare allo show cooking inaugurale della Fiera Cucinare a Pordenone. Quest'anno il tema sarà pane, vino e poesia. Ci siamo ispirati alla poesia di Ungaretti, unendo appunto la parte culturale a quella che è la storia dell'enogastronomia del territorio. Il tema appunto sarà il pane dalla preparazione, quindi andremo a parlarne proprio in termini di ingredienti primari, per poi vedere tutte le preparazioni che un po' appartengono alla storia della cultura della nostra regione, reinterpretate in tutte quelle che possono essere le preparazioni della cucina, quindi dall'antipasto al dolce ci saranno appunto, vedremo il pane protagonista di tutte queste portate che vi presenteremo. Ovviamente il filo conduttore sarà sempre la cultura del cibo, la cultura del nostro territorio e quindi sono molto contenta di far parte anche questa volta di questa bellissima esperienza e ci vediamo in fiera a Pordenone il 7 marzo alle ore 13. Ciao a tutti! Che meraviglia Chiara, e parlando anche di pane e di tradizione non possiamo non pensare a cosa accompagnare a queste prelibatezze. Per un tagliere che renda veramente onore agli gnocchi di pane, il consiglio è fare una tappa direttamente al banco salumi dei supermercati Bosco di Trieste. Scegliete l'eccellenza del nostro territorio, perché lì la trovate, sono sempre attentissimi a quelli che sono i prodotti a chilometro zero che vengono proprio ad esempio dal Carso triestino, ma anche ad esempio il prosciutto crudo Bosco, proprio made in Friuli Venezia Giulia. E ovviamente potete scegliere ad esempio una pancetta leggermente affumicata per esaltare i sapori di una volta, appunto il prosciutto crudo Bosco abbinato magari a un formaggio stagionato nelle grotte del nostro Carso. E poi attenzione però, perché per servire il pane perfetto bisogna avere il coltello perfetto e qui entra in gioco Affila Utensili Nattisone che si trova a Leproso di Premariacco sulla strada Cividale Oleis che ci propone il coltello adatto. È sempre importantissimo, soprattutto se vogliamo tagliare il pane in modo corretto e non rovinare l'essenzialità e la figura, il profumo e la bellezza di vederlo in mano. Ci vuole un coltello affilato perché altrimenti una lama con una dentatura non affilata rovina proprio addirittura la struttura della mollicca. Quindi non potete non passare ovviamente da Filo Utensili Nattisone che vi saprà consigliare il coltello da cucina adatto a voi e adatto anche a tutte le esigenze, dal pane al pesce alla carne, insomma tutto quello che serve anche per rigenerare e affilare le vostre rame, perché un taglio netto garantisce che ogni fetta possa mantenere intatta la sua poesia. E questo è un po' l'argomento di oggi, no?
Ma passiamo al resto del Friuli Venezia Giulia perché il nostro viaggio continua, il nostro viaggio di gusto non si ferma infatti a Pordenone. Se nel weekend cercate ispirazione tra le vette, allora dovete passare assolutamente ad Alimentari Cardis a Sappada per trovare quel burro di malga capace di trasformare una fetta di pane in un vero e proprio capolavoro. E se volete toccare il cielo con un dito, a Cortina vi aspetta la pasticceria Ghedina. C'è ancora quell'atmosfera delle Olimpiadi, poi tutto si sta preparando alle Paralimpiadi e quindi vi aspetta anche Pasticceria Ghedina con i suoi lievitati che sono essi stessi una vera e propria poesia dolciaria. Ma chiudiamo con gli appuntamenti da non perdere, la possibilità di incontrarci live, dove? Ma ovviamente alla fiera di Pordenone a cucinare, dove noi saremo presenti anche quest'anno col nostro stand dal 7 al 10 marzo. Passate a trovarci perché ci sarà un incentivo specialissimo per voi. Infatti se ci porterete la vostra ricetta del cuore scritta su un foglio oppure insomma mandateci anche un messaggio vocale al 338 611 6060 per raccontarcela voi stessi e lì avrete in omaggio la nostra borsa di tela firmata Radio.0. È bellissima e utilissima per qualsiasi esigenza, io non posso mai uscire senza. E inoltre è sostenibile, quindi avete fatto anche la vostra parte per l'ambiente. Insomma, il pane è condivisione, la cucina è memoria e Radio Chef è la vostra casa. Vi aspettiamo a Pordenone alla fiera cucinare con un'altra puntata giovedì prossimo. Ci sarà il consueto appuntamento con gli itinerari in Friuli Venezia Giulia. Radio Chef ci porta insieme a Promoturismo FVG a scoprire le realtà del territorio dove possiamo assaggiare i nostri prodotti e anche quali eventi non possiamo assolutamente perdere. Alla prossima puntata, ma seguiteci anche sul nostro sito radio.0.it e andate a cercare proprio questa puntata sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram. Alla prossima, ciao!